Buonasera, buonasera a tutti i nostri telespettatori. 72 anni fa, il 27 gennaio del 1945, gli uomini dell'Armata Rossa entravano, sfondavano i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz e da quel giorno tutto quanto è cambiato. Da quel giorno si è venuti a sapere quello che era avvenuto, quello che era stato messo in atto in maniera scientifica all'interno non solo di Auschwitz ma anche di tutti gli altri campi di concentramento e di sterminio nazisti e non solo nazisti. E da quel giorno il mondo, dicevo, è cambiato. Questa sera parleremo del giorno della memoria, è una giornata nella quale ci sono state tante cerimonie, tante ricorrenze, parleremo dell'importanza di non dimenticare e soprattutto di ricordare. Cercheremo di spiegare perché è successo, cosa è successo e quali sono le conseguenze che sentiamo ancora oggi, che viviamo ancora oggi. Ma non parleremo solo di Olocausto e di Shoah questa sera. Questa sera vogliamo allargare il nostro dibattito anche agli altri drammi che si sono consumati nel secolo scorso in particolare. Parliamo di tanti altri genocidi, da quello armeno a quello ucraino, per non parlare poi anche di quello che si è consumato nella Croazia durante la seconda guerra mondiale. Milioni di morti, milioni di persone alle quali è stata spezzata la vita, famiglie, figli, donne, tante aspettative, tutte interrotte in modo drammatico. Di questo parliamo stasera a TV7 Match, lo facciamo con gli ospiti che abbiamo in studio, ve li presento subito. Inizio dalla mia sinistra, la professoressa Antonia Arslan, scrittrice. Buonasera professoressa, grazie di essere qua nei nostri studi. Al suo fianco il professor Lorenzo Fellin, buonasera a lei, del Centro Ecumenico Italo-Russo Solovyov, è corretto. Buonasera al nostro editore Ermanno Caso. Buonasera Ermanno. Al suo fianco il professor Giuliano Pisani, del Giardino dei Giusti. Questa sera lo abbiamo qua come rappresentante, come ideatore e fondatore del Giardino dei Giusti del Mondo di Padova. Buonasera, grazie anche a lei di essere qua. E al mio fianco un collega, Roberto Brumat. Buonasera Roberto, anche lui scrittore e autore di un libro, l'ultimo, Sonderkommando, che racconta la storia di un soldato italiano che appunto per un periodo della sua prigionia a Dachau, se non sbaglio, ha svolto questo triste compito. Poi con la professoressa Aslan invece parleremo del genocidio degli armeni e anche del suo libro e del film che è stato fatto, La masseria delle allodole. Allora, iniziamo questa sera con la memoria e iniziamo a ricordare con una canzone. Son morto con altri 100, son morto che ero bambino, passato per il cammino e adesso sono nel vento ad Auschwitz. C'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo giorno d'inverno e adesso sono nel vento e adesso sono nel vento.
Il bambino nel vento, Francesco Guccini, 1966 credo, un brano che ha fatto storia, che poi è stato ripreso anche da altri gruppi italiani e che ci ha portato all'interno di un dramma che, come dicevo prima della canzone, si è scoperto nel 1945. E quando si sono aperti i cancelli di Auschwitz, la domanda che si sono posti subito tutti quanti: come è stato possibile? Antonia Aslan, come è stato possibile? È stato possibile perché questo è sempre possibile. L'essere umano può andare dal massimo del bene al massimo del male. E in questo senso, quando c'è qualcuno che questo male lo organizza, lo rende in qualche modo potabile, lo giustifica e classifica quel gruppo che vuole sterminare come sottouomini o scarafaggi, come venivano chiamati i Tutsi da parte della famosa radio delle colline nel genocidio del Ruanda, o con altre definizioni, Untermenschen, come dicevano i tedeschi. Cioè questo fa sì che la gente, anche la gente comune, anche la gente più pacifica di apparenza, un po' alla volta si senta giustificata e trascinata verso la possibilità di un male che l'autorità giustifica, l'autorità permette, per il quale non ci sarà punizione, e quindi si immergano in questo inferno negativo. Una follia collettiva, professor Fellini? La possiamo definire così? Vedevo nella vostra presentazione c'è la banalità del male, che richiama ovviamente il libro di Hannah Arendt. Ecco, e anche pensando poi a quello che dovrò dire io anche sull'Ucraina, ma credo che sia un carattere comune. Mi sembra che c'è una sorta di dinamica del pensiero assente che, assieme alla presenza generalmente di un regime totalitario, fa sì, come diceva bene anche Antonia Aslan, viene a un certo punto anche scardinata la solidarietà tra gli uomini, per cui viene anche a mancare la reazione a questo male e lo si accetta quasi come una fatalità contro la quale non si può fare più nulla. E credo che questo sia l'aspetto collettivo più preoccupante, perché può riproporsi facilmente, basta un dittatorello qualsiasi, ne abbiamo tanti in giro adesso nel mondo, basta andare nell'Africa, da qualunque parte, e un popolo che non si rende conto di quello che sta avvenendo e ci siamo dentro in pieno. Certo, ma professor Pisani, ricordiamo ai telespettatori, perché gli ebrei sono stati perseguitati? Beh, c'è stato, come diceva Antonia Aslan, una volontà governativa per motivi che possono essere considerati anche più diversi. C'è anche chi sostiene per biechi motivi economici, erano tanti, potevano essere allontanati, si creavano spazi, si potevano avere, come dire, attraverso la confisca dei loro beni, vantaggi per il popolo tedesco. Quello che aggiungerei è il fatto che un elemento unificante è quello della disumanizzazione, su questo non c'è nessun dubbio. Ma quando noi parliamo di genocidi, parliamo intanto, come ci hanno insegnato, è una parola nuova che è stata creata apposta nel 1944 perché non c'era prima l'idea se non di un massacro, stermini, gli orrori. Qui invece bisognava trovare una parola che mettesse insieme la seconda parte, cidio, come omicidio, nel senso un latinismo per indicare il troncare, quindi l'uccidere, ma non l'uccidere un uomo, ma l'uccidere un genos, cioè uccidere un popolo o una comunità intera. Una pianificazione industriale per poter fare questo è accaduto in Germania, direi per la prima volta, con una simile organizzazione. Non voglio prendere troppo tempo, però dobbiamo capire che gestire questo sterminio di massa era un'operazione estremamente complessa. In quel libro di Rudolf Hess, Comandante ad Auschwitz, dove non c'è un pentimento in chi scrive,
un minimo pentimento, è colui che ha creato di fatto Auschwitz, che ha creato anche le camere a gas, eccetera. Era lì con la sua famiglia, con i suoi bambini, quindi di giorno sterminava bambini, donne, eccetera, la sera tornava a casa sua tranquillo. C'è solo un pentimento, cioè il fatto di un giorno che per un errore sono arrivati 2 convogli ferroviari insieme. E quindi questo ha creato naturalmente tutto un disagio, quello che noi diremmo un enorme ingorgo, perché i treni erano organizzati in modo tale da arrivare nel momento in cui era deciso. Quindi questo è un aspetto che va detto, l'industrializzazione, c'era una grande centrale. Poi io credo di poter dire, non so se sarà condiviso dai miei compagni di serata, che non si può dimenticare il fatto che ad Auschwitz i cancelli furono abbattuti, morirono quasi 200 soldati e si sapeva quello che accadeva. Questo è un dato che non possiamo più ignorare. Si sapeva benissimo quello che accadeva. Perché non è stato interrotto, non è stato impedito, è un altro argomento. Professor Casen, si sapeva, non è stato impedito. E poi anche questo aspetto, un'organizzazione scientifica, tutto quanto organizzato. Allora, sull'aspetto si sapeva, certamente si sapeva. Io ho detto altre volte che le guerre sono come le matriosche. Dentro una guerra ce n'è un'altra e poi un'altra ancora. Uno degli aspetti della matriosca della seconda guerra mondiale è stato una guerra di religione. E avremo modo di vederlo poi, ma non solo di vederlo per il secolo scorso, ma anche per i secoli precedenti. Troppo spesso l'uomo messo davanti Dio e poi ci è andato dietro e ha fatto quello che ha voluto, non praticando le regole e le leggi divine. Vi è una tradizione antisemita che risale a Costantino, quindi diciamo questo passaparola generazionale ha determinato un odio di fronte a una popolazione che in 2000 anni non ha mai fatto guerre, cioè dal 70 d.C. quando Tito conquista Gerusalemme e abbatte il Tempio, non ci sono state guerre. Tutti i pogrom che sono successi, per esempio, la prima crociata... Spieghiamo cosa sono i pogrom. I pogrom sono praticamente si creavano dei villaggi, addirittura appositamente, dove si creava la comunità ebraica, per esempio della Russia, si coordinava, si organizzava e creava economia. Ma creava economia non perché fossero particolarmente capaci di creare economia, ma a differenza dell'altra popolazione e degli altri stati non venivano vessati. Cioè ci troviamo di fronte a una popolazione civile russa analfabeta, con delle persone che per loro tradizione sanno leggere, sanno scrivere, sanno fare di conto. Quindi in qualsiasi parte del mondo si muovano, riescono a mantenere un rapporto medio, giusto, no? L'alfabetizzazione del nostro popolo italiano è venuta dopo l'unità d'Italia. Prima tutti erano analfabeti. Il primo che si preoccupa dell'alfabetizzazione dei cristiani è quando nasce la scuola degli scolopi o delle scuole pie, perché finalmente la Chiesa si è resa conto che questa popolazione non andava da nessuna parte ed era vessata da tutti perché non sapeva contare il denaro che gli veniva dato. Questo era il problema del Medioevo. Non è che ci fosse un popolo più intelligente e l'altro meno intelligente. Era una questione di cultura. E in qualsiasi parte andassero riuscivano a organizzarsi ed erano soprattutto, non facevano guerra a nessuno perché le guerre impoveriscono. Ma al di là di questo discorso, c'è questa tradizione che si echeggia nei vari secoli e poi naturalmente chi ne approfitta, ne approfitta.
Pietro l'Eremita, quando passa attraverso la Germania, fa una strage di ebrei perché dice: perché dobbiamo uccidere solo i musulmani che sono contro Dio? Anche questi non appartengono al nostro popolo. E stava facendo una crociata. Ma al di là di questo, poi è chiaro che chi prende in mano una situazione tipo la Germania dell'epoca ne approfitta, perché questa sorta di tradizione intellettuale negativa è già serpeggia nel popolo, già si diffonde. Non è facile, non è difficile convincere che questi sono diversi. Poi l'altro aspetto, che non è la banalità del male, è che c'è un business sotto. Noi ci troviamo nella Germania degli anni 30, no? Dove $1 americano faceva 4 miliardi e mezzo di Deutschmark. Cosa vuol dire? Vuol dire che Kafka, che cammina per la strada, cade morto di fame e non si trova più il corpo perché viene messo in fosse comuni. Questa era la Germania dell'epoca. Quindi dire a qualcuno: tu andrai a abitare nella casa di quell'altro che ha una casa perché se l'è guadagnata, meritata, e è riuscito a fare delle cose, questo ha scatenato una sorta di rappresaglia continua, no? Che poi ha degenerato. Poi chi ha gestito tutta questa operazione qui è stato naturalmente il partito nazista, ma non era così forte il partito nazista. Qualcuno l'ha tenuto bene in piedi, perché a finanziare la campagna, l'ultima campagna elettorale di Hitler fu Ford, che pensava fosse una buona cosa per sconfiggere il comunismo, e mandò in Germania 30 milioni di dollari. Ora moltiplicate 30 milioni di dollari per 4 miliardi e mezzo a dollaro, no? Fate conto quanti Deutschmark aveva per convincere le persone il buon Adolf, no? Ecco, questo è soltanto così uno sprazzo di... Ma una notizia di 2 ore fa, c'è un sacerdote che dichiara, Don Vincenzo Lopano, che è necessario abolire la memoria della Shoah, perché sono memorie inutili. Ho visto alcuni dormire durante la visione del film sulla Shoah e giocare al cellulare durante le testimonianze. Ho l'avversione contro le celebrazioni vuote. E ci risiamo. Allora, invece noi vorremmo, con questa trasmissione, non parlare tanto della Shoah, ma parlare di tutte le Shoah che l'uomo ha creato, creando regimi e creando la sopraffazione. E per questo appunto abbiamo aggiunto anche una grande Shoah che nessuno mai vuole ricordare, che è quella delle Americhe. Un genocidio che credo sia in assoluto il più grande al mondo mai successo. Adesso arriveremo anche a questo punto. Volevo far intervenire anche Roberto Bruma. Tra quello che ha detto il professor Casen e anche quest'ultima nota, diciamo, che ha fatto riferimento a questo sacerdote che dice aboliamo la memoria, c'è un po' la difficoltà a ricordare. O perlomeno questa è una mia idea che mi sono fatto, cioè nel senso che forse il rischio è di cadere nella retorica, no? Quindi ogni anno abbiamo le celebrazioni, ogni anno ci saranno magari meno persone che vanno, diventa metto i fiori, metto la corona, ma riusciamo veramente a ricordare, non solo noi, ma poi c'è anche una difficoltà a raccontare. Ci sono tantissime persone che, quelle insomma che si sono salvate, molte hanno raccontato solo dopo molti anni la loro esperienza nei campi di concentramento, quindi una difficoltà a raccontare, quindi a tramandare, ad esporre quello che magari per tanti è stato vissuto magari come una vergogna, come una cosa che sicuramente è difficile da superare. Ma poi c'è anche la difficoltà nel ricordare, perché forse un atteggiamento un pochino più leggero, in fin dei conti è stato tanti anni fa, no? Nel libro di anche Vanzini mi pare abbia raccontato dopo molti anni, molti dopo anni, 60 no? anni, sì, beh, infatti. Allora, la retorica io penso che ci sia o la si possa riscontrare più che altro nelle celebrazioni ufficiali, in quelle più paludate,
ma là dove ci sono i racconti dei testimoni, di quelli che hanno vissuto veramente questi casi, questi fatti, o anche nella visione di documentari o di documentazione più viva, diciamo, non si trova retorica. Io posso testimoniare che in tutti gli incontri che abbiamo fatto insieme, io ed Enrico Vanzini, nelle scuole, nei comuni, l'attenzione è massima. L'attenzione e la commozione, perché dove senti parlare la persona che ha vissuto sulla sua pelle questi drammi, non riesci a giocare col telefonino. È capitato, ho visto in qualche scuola qualche rarissimo ragazzo distrarsi, ma probabilmente io penso che fosse un senso di difesa, di autodifesa, per non ascoltare situazioni, per non vivere situazioni troppo drammatiche, troppo forti. Quindi in generale posso dire che dalla mia esperienza l'attenzione è sempre massima e soprattutto nei giovani e nei giovanissimi, dalla terza media, dalle medie diciamo in su. C'è un'attenzione forte che mi ha fatto ben pensare sulle nuove generazioni che vengono raccontate spesso come insensibili, disattente. Devo dire di no, devo dire il contrario. Rispetto al testimone che io ho avuto l'onore di conoscere e di frequentare, la sua è stata una presa di posizione particolare, perché lui, quando è rientrato nel 1945, dopo 7 mesi di campo di concentramento a Dachau, non ha raccontato niente ai genitori e ai familiari, non ha detto niente neanche più tardi alla moglie e ai figli per 60 anni. Poi casualmente, diciamo, ha cominciato a raccontare con il dramma del cuore, piangendo, senza riuscire a continuare. Spieghiamo ai telespettatori che cosa sono i Sonderkommando. Tra l'altro quest'anno credo che sia uscito un film, Il figlio di Saul, che credo che è un film che ha partecipato al Festival di Cannes, anche che racconta la vita di chi lavorava, ma ce lo spieghi tu, no? Sonderkommando, l'ho messo nel titolo, l'ultimo Sonderkommando italiano, e significa squadra speciale. Facciamolo vedere. Sì, abbiamo visto anche prima alcune immagini, ma lo facciamo vedere comunque. Facciamolo vedere. Sonderkommando in tedesco significava squadra speciale, ed erano le squadre costituite dagli internati, cioè dai prigionieri nei lager, non necessariamente ebrei, ma nel caso di Enrico era un militare italiano, che venivano obbligati dalle SS a fare il lavoro sporco che loro non volevano svolgere, cioè eliminare i loro compagni nei forni crematori. Questo Enrico l'ha fatto per 15 notti e ha avuto anche un'esperienza unica di camera a gas, dove un giorno, una mattina, è stato chiamato lui e il francese che era con lui a recuperare dalla camera a gas, che lui non sapeva neanche che esistesse, che ci fosse, una sessantina di ebrei che erano stati gasati la notte prima, e li ha trovati attaccati uno all'altro, perché quando si sentivano morire si sono avvinghiati tutti quanti e hanno dovuto staccarli con fatica per inserirli nei forni. Anzi, nel forno, perché dei 3 forni di Dachau, Enrico mi diceva che hanno usato quell'unica volta per gli ebrei il forno più piccolo, quindi una separazione anche nella morte rispetto agli altri cadaveri. Ecco, questa è un'esperienza che lo ha segnato molto, e lui racconta anche un episodio, lo racconta parzialmente perché è molto particolare, però fa capire che una volta gli è capitato un cadavere, tra la massa di cadaveri portati dall'infermeria, dove venivano praticate iniezioni letali con benzina, si è saputo dopo, con altre sostanze chimiche. Tirando giù un cadavere ha sentito che era caldo, è andato con l'orecchio sul corpo e ha sentito un battito flebile, e quindi è rimasto paralizzato, non sapendo come comportarsi. La guardia che controllava gli ha detto di sbrigarsi, di buttarlo dentro, e lui è stato costretto a mettere nel forno anche questo vivo, questa persona che era ancora vivo, e ha fatto capire che erano più casi così, cioè sono capitati più casi. Capite bene che in una situazione del genere una persona, pur privata della sua personalità, pur privata di qualunque aspetto umano, perché lui per 7 mesi non ha potuto parlare con nessuno, perché pur essendoci 3.000 italiani in quel campo,
nella sua baracca non c'era nessuno e quindi non riusciva a parlare con altri. Ecco, in una situazione del genere si è trovato anche a compiere questi gesti incredibili per chiunque di noi. Saltiamo la pubblicità. Antonio Aslan, ha sentito la notizia che ha dato il professor Kasen, no? Di questo prete, questo sacerdote che dice sì. Eliminiamo. Sì. E anche quello che dicevo io, no? La difficoltà di ricordare. Nel vostro caso, nel caso del genocidio armeno, per tanti anni si è rimasti in silenzio, no? Cioè non si è riusciti a far emergere la... No, non c'era possibilità, perché per più di 60 anni tutto ciò che riguardava il genocidio degli armeni e il vergognoso tradimento delle potenze vincitrici con il Trattato di Losanna del 24 sono stati coperti da una coltre di silenzio. È stata solo la terza generazione che ha cominciato a scendere in piazza, a darsi da fare, a compiere gesti anche clamorosi per far ricordare che c'era stato questo precedente alla Shoah che aveva tutte le, diciamo, in qualche modo aveva già la fattispecie di quello che sarebbe poi successo in forma più organizzata contro gli ebrei. D'altra parte è stato ricordata da Pisani la parola genocidio era inventata da un ebreo, ma non pensando agli ebrei, è inventata sì nel 1944, è vero che lui era sopravvissuto, è vero che si era rifugiato negli Stati Uniti, ma lui studiava il caso armeno da 20 anni. 20 anni che lui studiava il caso armeno, perché aveva capito che la forma di sterminio che era stata adoperata contro gli armeni era già una forma di sterminio sistematico che poi effettivamente è stata ripresa dalla Shoah. Quanto al discorso di questo sacerdote, questo prete che ha detto, forse in modo, possiamo anche pigliarlo in modo un pochino, frase un po' rozza, no? Però fa capire, riflette quello che a molti è, che io ho sentito da varie parti. Posso testimoniare esattamente quello che dicevi tu, e cioè in generale quando vai a parlare nelle scuole, a me è successo per tanti anni, tante volte, se i ragazzi sono un po' preparati e se non sono troppi, diciamo che l'attenzione è al 98% e funziona bene. Vogliono poi informazioni maggiori, vogliono avere il libretto, piccolo libretto giusto che gli dica qualcosa di più, eccetera. Ma quell'aura di insopportabile, diciamo, bigottismo che circonda queste celebrazioni ufficiali, questa io capisco che a un certo punto uno veda, come recentemente, qualche giorno fa, sono venute fuori una serie di fotografie di gente che va ad Auschwitz, va a Dachau, va nei campi di concentramento, vanno con le scuole e poi si mettono a fare i selfie. Certo, tutto questo cosa significa? Una forma di insofferenza non verso il fatto, secondo me, ma proprio verso il modo in cui viene raccontato e verso quella specie di come possiamo dire, di nuvola un po' in cui tutte le vacche sono nere, ecco, nuvola nera in cui tutte le vacche sono nere. Su che cos'è secondo lei che si deve insistere per far sì che il messaggio che arriva sia un messaggio vero, che la gente riesca a capire e magari a sforzarsi anche, immedesimarsi? Ma la gente si immedesima su queste cose, è piena di interesse, però deve esserci, a mio parere, che sentano da parte di chi parla, sì, una testimonianza addirittura reale del testimone vero, ma ormai questi sono quasi tutti morti o se ne stanno andando, ma che chi poi racconta sia in buona fede, racconti quello, non esageri, non gonfi le cose, racconti quello che è, non prenda un episodio particolarmente orroroso e lo racconti, sono i dati, sono i fatti che contano, e i fatti ci sono. E se tu gli dai fatti, dati, cifre, allora veramente rimangono impressionati. Anche i ragazzi più stolti, se vogliamo, quelli meno preparati, quelli che ti portano davanti e non sanno nulla di nulla. E naturalmente questi sono i più difficili. Però io ci credo molto, sono perfettamente d'accordo su questo. Però gli devi dar fatti, dati, cifre. Tu gli dici, sono morti un sacco. No, sono morti tot, su una popolazione di tot. Allora, sono i 3/4. Fai un confronto con l'Italia, fai vedere che cosa è, gli fai capire
Cosa è rimasto dell'Armenia? È rimasto un territorio che è come se dell'Italia rimanesse solo il bellunese e l'alta Lombardia. Io credo che sia difficile da immaginare, no? No, cioè, non è difficile, lo capiscono immediatamente se glielo dici così. Se tu ti avvolgi in perché questi numeri, uno dice 15 milioni, 10 milioni, si dice... Ma perché no? si dicono un sacco di cifre false in giro? Come fanno per esempio, adesso non vorrei togliere tempo agli altri o divagare, ma come fanno per esempio a dare certe cifre che vengono veicolate da tutti i social media in genere e che sono cifre che se tu vai a vedere non sono reali? E i ragazzi ormai lo sanno quante scusate balle vengono veicolate e bisogna dare cifre giuste. La rete è un veicolo importante anche ma anche per il negazionismo, certo, no, professor certo. Fellini? Sì. È vero? Sì. Anche per il negazionismo o il revisionismo storico per presentare i racconti in maniera completamente diversa. Perché è un fattore che fatti. accumula più o meno tutti i tipi di genocidi a cui abbiamo assistito, il negazionismo, no? Ed è una cosa tremenda, insomma. Nel caso che ho seguito io, l'ultimo, perché ho cominciato anch'io a interessarmi del genocidio degli armeni proprio molti anni fa, alcuni anni fa, assieme ad Antonia, abbiamo fatto un convegno anche su quello, ma poi per il mio interesse verso l'est europeo sono passato con l'Ucraina, ma addirittura diciamo che nel caso, per citare questo come esempio, il negazionismo, addirittura direi che nel caso ucraino non c'era nemmeno la memoria fino a quando è arrivato Gorbaciov al potere, perché fino al 1986, era una cosa assolutamente politicamente scorretta nei paesi occidentali parlare di genocidio in Ucraina, perché si toglieva quell'alea quasi mitica dell'Unione Sovietica come realizzatrice prima al mondo del socialismo, dell'uguaglianza di classe, eccetera, no? Che veniva in qualche modo sporcata da questo evento. In realtà poi ce n'erano stati anche prima, perché c'era stato già anche il 21 e 22, insomma, con le epurazioni di Lenin, poi anche, e quindi di fatto questo è stato un negazionismo per tantissimo tempo, un negazionismo che continua tuttora, perché in certi aspetti, quando abbiamo fatto questo piccolo convegno qui sui genocidi dimenticati, la grande fame in Ucraina, per esempio, ho provato a contattare anche dei, diciamo, sovietici, nel 2008, quindi l'Unione Sovietica era già morta, diciamo, da tempo, no? Ma ho fatto fatica e non sono riuscito a trovare un russo, ucraini quanti ne volevo ovviamente, ma un russo che fosse disposto a sostenere un incontro in tavola rotonda con un ucraino su questa tematica. No. Pur essendo 2008, cioè pur essendo... Quindi è veramente micidiale il negazionismo, e da questo punto di vista io ho sentito con enorme piacere quello che hai detto tu, che nelle scuole però, ecco, e mi chiedevo mentre parlavi come si farà quando questi non ci saranno più, cioè questo è veramente una cosa da porsi. Perché io non sono andato nelle scuole, però ho avuto figli, nipoti, eccetera, e l'esperienza è che purtroppo, con la scusa che sono cose troppo cruente, eccetera, si tende un pochino a tenerle fuori, ci vuole una certa determinazione per portarle. Però è doverosa, non possiamo farne a meno, altrimenti saremo in un negazionismo completo fra un po'. Lei, professor Pisani, lei è sì, a contatto io con... desidero proprio dire alcune piccole cose, ovviamente in pieno accordo con i colleghi per quello che hanno detto. Penso, per quello che conosco dei ragazzi, avendo per tanti anni fatto il professore, e in questi ultimi anni incontrandoli spessissimo, compreso stamattina, compreso ieri sera, in situazioni diverse, ma molto spesso nella scuola, quello che io credo fondamentale non è tanto solo descrivere quello che è successo, ma far capire i meccanismi che hanno portato a succedere quei dati fatti e dare loro la capacità di interpretare il presente che stanno vivendo,
alla luce di quello, cioè far capire che non è qualcosa che è successo 72 anni fa. E direi anche, se si potesse togliere via l'aspetto cruento o l'aspetto più, come dire, emozionante, per lasciare una lucidità di analisi. Ecco, credo questo sia veramente importante. Per esempio, faccio 2 o 3 esempi. La riflessione sulla propaganda. Altro esempio, la riflessione sulla democrazia, perché si ricordava prima dei 30 milioni di dollari dati alla campagna elettorale di Hitler, che è stato democraticamente eletto, e nel suo programma, altra cosa che noi continuiamo a sentir dire, no? Io devo rispettare il programma, l'elettore non legge il programma, no? L'elettore vota magari semplicemente perché in quel momento ha delle suggestioni. Quindi siamo nel 1933, una crisi economica enorme, c'è uno che ti dice vi porterò lavoro, prosperità, ritorneremo a dare dignità, eccetera, la gente lo vota. La propaganda funziona perché ci sono dietro i soldi, la gente lo vota, questo prende il potere e realizza esattamente quello che aveva scritto, che aveva intenzione di realizzare. Cioè, gli è stato dato il potere. Gli è stato dato, certo. No, ma non dal popolo. Però l'elezione è quella. No, perché subito dopo gli è stato dato, praticamente, gli sono stati conferiti i pieni poteri. Sì. E qui nasce un interrogativo. Ha messo insieme i 2 poteri, cancelliere e presidente. Allora, è successo una cosa, diciamo, se vogliamo spiegare, perché noi parliamo ai telespettatori, non parliamo per noi. Quello che sta succedendo adesso con Trump, no? Immediatamente la gente si è sollevata contro questo personaggio. Cioè, i tedeschi avevano intuito che c'era qualcosa che non funzionava. Ma naturalmente il problema era sconfiggere quel comunismo serpeggiante che gli stessi tedeschi avevano creato. Perché ricordiamo che il comunismo in Russia, poi Unione Sovietica, è stato una strategia militare della Prima Guerra Mondiale. Il buon Lenin, caricato su un treno speciale che ha attraversato tutta la Germania in tonso, è stato scaricato e finanziato con una quantità di denaro mostruosa per entrare in Russia e abbattere il sistema. Questa cosa è stato un boomerang per la Germania, perché una volta sconfitta il comunismo è penetrato e per abbattere questa penetrazione comunista della Germania è stato finanziato un personaggio del tipo di Hitler. Ma inizialmente i tedeschi non erano convinti. Ci fu la volontà di dare i pieni poteri a Hitler, che non li aveva. Questo è il punto. E fu Pacelli, che allora era nunzio apostolico in Germania, a ordinare al partito di centro, che era la Democrazia Cristiana dell'epoca, di rinunciare tutti i vari deputati che facevano parte del governo, a rinunciare nei confronti di Hitler, dare i pieni poteri. La scena è questa: escono dalla sede del partito e vengono accompagnati a calci dalla SA fino alla sede del governo, dove firmano, e uno di questi tenta addirittura il suicidio. Da lì comincia il grande disastro tedesco, sostenuto dai grandi imprenditori tedeschi, prima di tutto Krupp. Poi abbiamo anche delle cinematografie in questo senso. Certo, non era solo lui, è chiaro. Quindi era appoggiato e fu sostenuto dall'esercito, per cui ci fu la vicenda della notte dei lunghi coltelli, e poi fu sostenuto successivamente anche dalla Chiesa. Io desidero comunque ritornare al tema dei ragazzi. Noi abbiamo il dovere di testimoniare, perché poi i ragazzi cambiano in continuazione, non sono sempre gli stessi. Ovvio, la retorica è quanto di più disgustoso, io trovo proprio assolutamente disgustoso. Per esempio prima si è parlato di corone, no? Ecco, cioè, mi pare proprio che non sia minimamente il caso, no? Corone a chi? Dovremmo pensare di darle
alle persone che si sono battute per impedire questo, no, casomai, se dovessimo proprio dire, ma a questi, cioè ai giusti, già diamo una pianta e li teniamo nel nostro cuore, con tutto l'affetto e con tutto il calore, perché sono l'esempio positivo. Ai ragazzi non bisogna dare l'impressione che sia una storia accaduta tanto tempo fa e che non ha niente a che fare con la loro vita, perché se questo è, noi abbiamo tradito la memoria, abbiamo fatto un'operazione di pura conoscenza storica. Allora si potrebbero prendere, che ne so, lo dico non pensandolo, si potrebbero prendere i mongoli quando hanno invaso, distrutto, impalato e ucciso, no? O tornare nella Bibbia agli Assiri. L'ha detto benissimo Antonio Asdan all'inizio della trasmissione, l'uomo è massimo bene o massimo male, è sempre stato così. La novità forse di quello di cui parliamo è un governo che pianifica, questo mi pare l'elemento su cui riflettere, un governo che pianifica e lo fa, come abbiamo detto, in modo ricordato, industriale. Ma i ragazzi li dobbiamo far capire che c'è anche oggi una propaganda, che questi fatti servono perché loro capiscono il presente, abbiano delle chiavi di lettura. E poi, ultima cosa che mi sento di dire su questo, mettere in luce che c'è chi ha ascoltato non la voce della propaganda, ma ha ascoltato la voce della propria coscienza. Quindi insieme, dicevo stamattina ai ragazzi, intelligenza ci vuole, quindi la preparazione, la capacità di capire, intelligere, intelligenza, ma ci vuole anche coscienza, perché altrimenti senza queste due componenti insieme siamo disarmati. Certo, certo, e per iniziare ad allargare un attimo il nostro discorso, questo della propaganda e anche di quello che viene comunicato, e anche come viene raccontata la storia, no, professor Casen? Se andiamo un po' più indietro nel tempo e pensiamo ai film western, ad esempio, gli indiani erano i cattivi, che poi erano buoni. Sì, però ci ha messo 300 anni. Hollywood ci ha messo 100 anni per capire che era il contrario, sì. No? Ecco, da lì quello possiamo che io partire mi domando, da lì. e domando anche ai presenti, si studia la storia, no? Ma la storia non parla del genocidio degli armeni, non parla del genocidio dei serbi, non parla del genocidio degli ucraini. Si parla dello sbarco in Normandia. 5.000, 7.000 morti, no? Allora, se ci sono delle stragi che parlano di migliaia di persone morte, sgozzate ogni giorno, no? E la storia non ne parla, perché non abbiamo il coraggio di parlare ai bambini o ai ragazzi che poi vanno al cinema e vadano a vedere, giustamente perché si divertono, i film horror, dove c'è uno che gli si allungano le unghie, diventano dei coltelli e fa quello che deve fare. Ma lo vivono perché ovviamente l'effetto cinematografico è molto realista e a scuola non riusciamo a menzionare questa serie di situazioni all'interno della storia e la storia diventa quasi una favola, no? Lo sbarco in Normandia, lo sbarco in Sicilia, la battaglia delle Ardenne, sembra delle cose così fantomatiche e poco realistiche, quanta gente ci ha lasciato la vita. E spesso io mi domando, quando ci sono milioni di morti e vediamo un film dove raccontiamo una storia sola di, non so, il diario di Anna Frank, no? Ci sono state milioni di Anna Frank, cioè di quella tragedia che noi vediamo uno per tutto, la parte per il tutto, in realtà è stato milioni di parti che hanno vissuto quella tragedia in quella maniera, ma non c'è fantasia, a volte i numeri banalizzano la quantità, perché dire 100, dire 5 milioni, sì è tanto, ma non si ha la proporzione di quante vite e di quante vicende sono state interrotte. Certo, e noi qua siamo in 6. Io penso che sia importante attualizzare proprio per i ragazzi, cercare di attualizzare il più possibile. Quando vado nelle scuole porto il documentario che ho fatto su questa vicenda. Prima dico ai ragazzi,
pensate che queste cose che vedrete sono successe sì 70 anni fa, ma a ragazzi poco più grandi di voi, a 20 anni. Enrico era un 22enne in quell'epoca. Sono successe a 500 km da qui, non dall'altra parte del mondo. E poi immaginatevi di passare tutto un inverno in pigiama, senza biancheria intima, senza calze, senza guanti, all'aperto, tutto il giorno. E poi andare a letto a stare attaccati ad altri sconosciuti per tenervi caldo, senza coperte, senza materasso, senza stufa, senza niente. Quando i ragazzi cominciano un attimo a pensare, a vedersi, a immedesimarsi in situazioni così estreme che loro mai più immaginano, allora cominciano un attimo a entrare in sintonia con una storia così lontana, così incredibile. Penso che serva questo sforzo e questo sforzo li possa in qualche modo far entrare in relazione. Certo, certo. Antonia Aslan, lei si è battuta per tanti anni perché il genocidio degli armeni emergesse, e fosse riconosciuto e fosse raccontato. Tanti ostacoli. Spieghiamo ai telespettatori che cos'è il genocidio degli armeni, cos'è successo. In poche parole non è facile, però si possono dare alcuni spunti. Il più importante, il primo secondo me, è che è in questo momento l'oggetto di un libro che sta per uscire, quindi non entrerò in molti dettagli, ma non mio, è che in realtà le modalità dello sterminio degli armeni sono state possiamo dire, apprese. I giovani turchi le hanno imparate dalla filosofia tedesca del XIX secolo. Lì loro hanno visto che cosa vuol dire far prevalere lo Stato sul singolo, lo Stato sull'individuo. Che cosa vuol dire il disprezzo dell'individuo? Naturalmente c'erano stati anche, non so, il terrore francese, Robespierre e così via, ma l'idea di processi che sono farse, che sembrano, che vengono chiamati processi ma che non seguono mai le leggi che sono scritte per quel processo, no? L'idea del totale arbitrio con cui si dà la possibilità a qualsiasi funzionario in qualsiasi angolo delle province dell'est dell'Anatolia, dell'antica Armenia, quella che si chiamava Armenia all'epoca, di fare qualsiasi cosa. Abbiamo una cartina geografica, così anche i telespettatori magari ci orientano, no? L'est dell'Anatolia è quello diciamo sulla destra dell'attuale Turchia, e adesso quello con la riga rossa intorno. Esatto. Ed erano 7 province ricche, province coltivate, piene di chiese, piene di scuole, con una volontà di cultura tale che questo è anche una cosa che è venuta fuori negli ultimi anni. Non c'era una bambina che non fosse alfabetizzata, cioè nel 1915 in Anatolia la minoranza armena era totalmente alfabetizzata. Se pensiamo a cos'era l'Italia, il livello di analfabetismo italiano nel 1915, possiamo fare un veloce confronto. Su questo parte di quella che i giovani turchi chiamano il loro vatan, cioè la loro patria, si esercita la volontà di eliminare chi c'è per dire che è loro la terra da sempre, tant'è vero che poi negli anni 30 ci sarà tutta un'invenzione che i turchi non vengono dall'Asia centrale, ma derivano dagli Ittiti e che quindi sono addirittura all'origine di tutte le civiltà occidentali, compresa quella greca. Questo è stato teorizzato, professori di università hanno avuto la cattedra affermando queste sciocchezze, però in qualche modo è come se i giovani turchi, questo gruppo che voleva il potere a tutti i costi, abbia preso quello che nella filosofia tedesca dell'Ottocento erano teorie, no? Si potrebbe fare così, sarebbe bello, Fichte naturalmente, Hegel e così via, Schelling anche e così via, Marx poi, e li abbia applicati. E poi i tedeschi, che erano loro alleati, che vedono quello che è successo nel 1915, ci hanno pensato su, ma in fondo si può davvero applicare. Noi abbiamo una minoranza che vogliamo eliminare.
Si può applicare questo. Forse non gli sarebbe venuto in mente da solo, perlomeno in questo libro ci saranno poi un sacco di dimostrazioni, io faccio appena questo spunto. Ed è molto interessante, perché se la prima attuazione di queste teorie nazionalistiche e di annullamento dell'identità e della personalità del singolo sono europee e sono ottocentesche e sono tedesche, poi vengono applicate sul campo da questi, e se uno legge dei libri che non suggerirei a nessuno, come uno che ho trovato in California 2 mesi fa, in cui sono stati per la prima volta tradotti in italiano e in inglese i testi che nel 1917 le testimonianze, scusate, vennero raccolte dai sopravvissuti che erano finiti in Russia. E lì, in Georgia, in Russia, un gruppo di attivisti li ha proprio presi uno per uno e fatto scrivere uno per uno. E queste testimonianze erano solo in armeno e adesso sono state tradotte in inglese. Nessuno le conosceva. E lì vedi la ripetizione proprio dell'ossessione del male. E vedi quella che secondo me è l'altra grande motivazione, e cioè quella che sempre di cui nessuno parla, e cioè l'avidità. L'avidità. Tu hai davanti della gente, delle persone che vuoi, un popolo che vuoi convincere che hai ragione, ma non sono persone di per sé crudeli, sono i capi che vogliono il sangue, ma tu la gente normale la convinci attraverso l'avidità. È stato già anche detto, tu la casa dell'armeno, i campi, quello che lui aveva, le donne, le bambine, puoi avere tutto. Ormai sono uscite testimonianze. Sì, anche questa è una differenza enorme, no? È una differenza rispetto enorme. alla Shoah, perché le donne ebree non erano vittime di stupri o altro. No, le donne armene venivano, essendo, perché per la mentalità turca sono oggetti. Sì. La donna è un oggetto, certo. Quindi passa padrone. Lo vedi con le donne yazide adesso, sì, no? come le yazide adesso, cambia padrone, capisci? E lì naturalmente c'è una mentalità poi più occidentale nei tedeschi che li vogliono sterminare tutti, quindi non è che io li voglio sovrapporre, ma mi pare che pensare all'avidità, a come anche una volontà abbastanza tranquilla può venire in qualche modo spinta e scardinata verso il male, questo secondo me è importante. Certo, non so, la regia abbiamo una telefonata, abbiamo un telespettatore in attesa, credo. È caduta la linea, allora aspettiamo che lo richiamino. Sì, però allora, prego, a parte alcune sfumature, quando ci sono queste aggressioni etniche si somigliano tutte. Non proprio, non sono d'accordo. Non sono, perché qui c'è una volontà, diciamo, teorizzata e completa. Cioè non è che loro si accanissero su alcuni ebrei e su altri no, l'idea era che andavano tutti alla fine eliminati, gli armeni andavano tutti eliminati, quelli che sopravvivono per un caso, perché riescono a sfuggire, gli zingari lo stesso, cioè i polacchi è una organizzazione, no? Secondo me la differenza di base è proprio la capacità organizzativa, che infatti si dice i russi, i turchi del 15 non potevano avere, certo. Dovevano essere ricordiamolo per i telespettatori, il genocidio armeno si è, come dire, 15-16. Tra i 15 e 16, quindi insomma gli anni della prima guerra mondiale, 1,5 milioni di morti, le stime come sempre per quanto riguarda... Le stime sono di 1,5 milioni di morti, forse un pochino meno da quello che risulta da ultime testimonianze che sono state o tradotte o ritrovate, perché forse c'erano più bambine che sono state a cui è stata tolta l'identità e che non sono state islamizzate a forza, convertite a forza, e anche gli è stata tolta la loro lingua. Bambine di 7-8 anni che però si ricordavano la loro lingua ma non l'hanno più potuta parlare. Mettiamo che forse qualche decina di migliaia di ragazze, che è quello che è alla base di questa ossessione della Turchia moderna, attuale, perché non sanno quanto del loro popolo non è razzialmente puro, ma è contaminato dal sangue delle minoranze di cui hanno. È una storia su cui... Mi viene in mente una digressione. Sono stato qualche anno fa in Egitto nei periodi caldi e mi raccontavano i cattolici del posto che erano sparite negli anni migliaia di ragazze.
di cui non si era più saputo sì, niente. È vero. Adesso in questi anni. È vero. Sono le coppie, quello che sta sono le succedendo ragazze con cotte. Boko Haram in Nigeria, sì. insomma, no? Sì, certo. Quindi voglio è dire sistematico anche- purtroppo. Scusate, abbiamo il signor Diego che è in attesa, allora l'abbiamo recuperato, almeno penso che sia. Buonasera signor Diego, lei da dove chiama? Chiamo da Vicenza, buonasera. Prego, Ho due punti da sottolineare. prego. Primo, io parlo da cristiano e dico che questa giornata che va fatta, però spiace dirlo, ma c'è tanta ipocrisia, perché un giorno si ricorda, io mi limito allo sterminio degli ebrei, un giorno all'anno si ricorda il loro sterminio. Gli altri 364 giorni a livello mondiale si cerca di ripetere quello che è stato fatto, perché vediamo al di là dell'antisemitismo che in tutta Europa si sta diffondendo, specialmente da quando più arrivano musulmani, più questo antisemitismo si diffonde, ma anche le istituzioni, basta vedere l'Europa che con il boicottaggio che si cerca di fare, e addirittura quello che ha fatto l'UNESCO, organo delle Nazioni Unite, arrivare a negare il nome di quelli che sono i nomi ebraici in Palestina. Ed è il primo passo, perché il secondo sarà negare anche la presenza cristiana. Questo, ecco, dico, voglio dire questo, che c'è tanta ipocrisia, perché poi si continua su quella politica, cercare di negare e eliminare se si può gli ebrei. Seconda cosa, per quanto riguarda il negazionismo, c'è anche qua in Italia. Mi riferisco ad esempio, si cerca di non parlare dei crimini del comunismo. Mi riferisco a Katyn. A Katyn, quando Stalin ha invaso la Polonia, gli ufficiali, decine di migliaia, sono stati massacrati e sotterrati nelle fosse comuni a Katyn. Che poi il figlio di uno di quegli ufficiali li ha massacrati perché erano quelli che potevano costituire un governo libero che si ponesse il comunismo. Un figlio di quegli ufficiali, un regista polacco, qualche anno fa ha fatto un film, Katyn, parlando di quel film, di quella vicenda. In Italia quel film è stato proiettato 2 o 3 in poche sale ed è scomparso. Io non sono riuscito a vederlo. No. Mentre invece, ad esempio, quel film su Che Guevara, il diario della motocicletta, perché quello è un comunista, lo si è proiettato in tutte le sale cinematografiche. Grazie, buonasera. Grazie a lei signor Diego. Dovremmo avere un altro telespettatore, lo ascoltiamo subito così dopo. No, non risponde. Bene, vorrei, tra l'altro abbiamo anche delle immagini come dire, storiche per quanto riguarda il genocidio armeno. Antonio Aslan, lei ha scritto il famosissimo libro La masseria delle allodole, ne è stato tratto un film dei fratelli Taviani. Allora, innanzitutto è rimasta soddisfatta di quello che è? Oh sì, molto, perché io, anche nella mia vita precedente insegnavo appunto letteratura all'università italiana e ho sempre detto che l'autore che non capisce che un film ha un linguaggio diverso da un libro. Il linguaggio del libro è il suo, ma il linguaggio del film si basa su tutta un'altra serie di convenzioni. E io infatti, perché se magari la regia li propone in sovraimpressione, intanto che Antonio Aslan abbiamo alcune io immagini. ho avuto fiducia nei italiani e naturalmente avevo il diritto di controllare la sceneggiatura, che non ci fossero errori storici oppure esagerazioni, cose così, che poi invece loro avevano fatto un ottimo lavoro. Poi sul fatto di dilatare un po' una scena o un'altra, questo spetta al regista. L'importante è che non tradisca l'idea generale e che il film effettivamente è andato e va in tutto il mondo ed è in pratica curioso. L'unico film, no? Che è un film, non è un documentario, è un vero film che anche i ragazzi gustano, eccetera, sulla tragedia armena, che piace a tutto il mondo e che è stato fatto in una nazione come l'Italia, dove di armeni ce ne sono solo 2000.
E questo è un simbolo anche della empatia che proprio, diciamo, i lettori e poi anche questi due fratelli italiani che mi cercarono loro, che si erano appassionati dell'argomento in modo straordinario, sono riusciti a fare. Quindi sia per il fatto di come vedo poi i risultati, anche sia poi per questo motivo. No, Beh, anche il libro comunque è stato accolto positivamente, sì, no? Il libro adesso è in Italia la 35esima edizione. Che, insomma, per un libro così è una cosa. Direi che è un risultato importante, Allora, della masseria delle allodole del film degli Ottaviani abbiamo preso la parte finale, nella quale c'è una missione dove viene raccontato un po' quello che viene fatto. Eccolo qua. I miei superiori mi hanno diffidato a parlare. Negano la verità. Ma io ho visto con i miei occhi l'eccidio. Dopo la sosta ad Aleppo, costringemmo i deportati a riprendere la marcia forzata fino a Deir ez-Zor. Là, i sopravvissuti alla fame, alla sete e alla fatica furono massacrati tutti. Abbiamo fatto solo il nostro dovere! Noi abbiamo solo fatto il nostro dovere! Questo che c'è un professore! Tu vuoi portare quella divisa! Basta così! Vi ordino di fare silenzio! Lei intende denunciare qualcuno in particolare? Le ho fatto una domanda. Intende denunciare qualcuno in particolare? Me per primo. Io ho ucciso una ragazza armena. Si chiamava Nunik Avakian. Era la donna che amavo. Ecco, questo è la parte finale, credo, no? Nel Questo, film. per esempio, è un'idea loro, ma metterlo nel film, nel libro non ci sarebbe stato, nel film funziona molto bene. Cioè loro hanno ricordato i processi di Costantinopoli, hanno messo in scena questo soldato che si era innamorato della ragazza e mi pare che sia una scena che conclusivamente, poi ce n'è un'altra, mi pare, funzioni molto bene. Molto, molto bene. Professor Pisani, quanto sono importanti film come questo? Beh, tutto ciò che contribuisce a tenere con gli strumenti della comunicazione più, diciamo, anche recepiti dai giovani, quanto contribuisce a mantenere viva questa memoria che noi dobbiamo però sempre interpretare, secondo me, nella chiave della comprensione del presente, perché altrimenti isoliamo troppo un contesto. Diego, mi pare, che era intervenuto prima, sì. Ci accusava, non noi, ma accusava certo, di ipocrisia il mondo, no? In questo senso non possiamo dire che abbia torto, dobbiamo dire che la rappresentazione non dovrebbe essere questa, ma dovrebbe essere: andiamo oltre questa specie di ipocrisia e nel nostro piccolo, cioè, con gli interlocutori con cui entriamo a contatto, in modo particolare se ci riusciamo a comunicare con i ragazzi, facciamolo. E poi non possiamo essere responsabili delle grandi scene, dei grandi accadimenti, ma sarebbe importante, per esempio, secondo lei, far capire che quando abbiamo dato la pianta di Giusto, d'accordo con Antonia, all'ambasciatore Morgenthau degli Stati Uniti in Turchia in quegli anni del genocidio, 16, sì. Ecco,
non un uomo qualunque, perché Henry Morgenthau Senior appartiene a una famiglia talmente importante che un suo discendente è stato ed era consulente del presidente Obama. Noi abbiamo invitato le autorità statunitensi in Italia, ma voi sapete che gli Stati Uniti non riconoscono il genocidio armeno e quindi nessuno ha partecipato, io non ho avuto neanche una lettera. In compenso, quali sono le motivazioni? Perché non viene riconosciuto? Perché non viene riconosciuto? Per questioni geopolitiche, no? Quindi c'è un'enorme, non solo ipocrisia, ma in California, ho preso questa sera da Antonio Aslan, vengono pubblicati dei libri. Se questo libro fosse pubblicato a sua volta in Turchia, chi lo pubblica finisce sotto processo. Io stesso sono stato accusato di terrorismo da una sedicente organizzazione che ricorda il 1492, cioè l'anno in cui gli ebrei cacciati dalla Spagna trovarono ospitalità presso il sultano di Costantinopoli, o meglio di Istanbul, se dobbiamo dirla nella loro lingua, perché secondo loro parlare di genocidio armeno voleva dire autorizzare per esempio le rivolte curde. Quindi da questo punto di vista il sottoscritto diventava un terrorista. Io ho risposto, mi ricordo, con una lettera molto semplice condivisa con lei, dove diceva veramente noi stiamo parlando dei turchi che hanno salvato degli armeni, non stiamo noi a dire. È vero, è vero. Quindi è vero. noi Certo. rendiamo un favore. Certo. D'altra parte Hassan Cemal, che è il figlio del figlio, cioè il nipote diretto di uno dei 3 perpetratori del genocidio e che si è staccato completamente dall'ideologia in cui è cresciuto, ma con fatica personale, perché lui aveva i quadri del nonno alle pareti, aveva tutta la famiglia che ricordava sto grande nonno che poi era uno dei 3 triumviri. Beh, Hassan Cemal si è convertito a questo, ha capito, è diventato molto amico del giornalista Hrant Dink che poi venne ucciso nel 2007, sono adesso 10 anni. E che ha una pianta anche, dillo, che ha una pianta anche a Padova. Lo so, che ha una pianta anche a Padova, hai ragione, ed ecco che lui è stato protetto dal suo nome, perché era appunto nipote, fino all'anno scorso, adesso rischia la prigione, ma rischia una prigione di parecchi anni. Perché il fatto che lui abbia parlato di genocidio, o meno, abbia usato la parola genocidio, lo ha reso un pericoloso terrorista. Lui è andato anche addirittura a fare omaggio al memoriale del genocidio a Yerevan. Suscitando uno scandalo. Sì, hai proprio ragione. E il libro suo l'abbiamo anche tradotto in italiano, però adesso è irraggiungibile. Vero che è bello? Da consigliare. È un libro molto molto intenso, e si capisce, lui è giornalista, no? Ha più di 70 anni e ha fatto il giornalista tutta la vita e un po' alla volta ha maturato. E dice giustamente uno deve poter cambiare idea se capisce le cose. Certo. Parlava di geopolitica. La geopolitica ha inciso per esempio anche in Italia e Jugoslavia, nel silenzio che per tanti anni c'è stato sulle foibe. Certo. Su tutte le stragi dei Giuliani nelle foibe. Certamente. Io per esempio ho saputo soltanto dopo molti anni, dopo 40 anni, che un mio zio effettivamente è morto nelle foibe, perché c'era questo punto interrogativo dal 45 a pochi anni fa. Adesso andiamo avanti, abbiamo un telespettatore che è in attesa, sentiamo anche il signor Silvio cosa ci dice. Buonasera signor Silvio, scusi l'attesa, da dove chiama lei? Da Rovigo. Prego. Da Rovigo. Senta, io... Deve abbassare la televisione. Deve abbassare la televisione, se abbassa il volume della televisione ci sente meglio. È bene così? Va bene così? Ma deve dircelo lei, perché sentivamo il ritorno qua in studio della televisione, per cui con un po' di ritardo. Prego, prego. Ecco, niente, io ho avuto la fortuna di nascere dopo la guerra lì e l'olocausto, no? E quelle poche cose che abbiamo imparato sui libri di testo della scuola, no? E mi incuriosiva a un certo punto che dopo tanti libri che ho letto, non so, su storia dell'Italia partigiana di Bocca, storie dell'olocausto, storie
di campi di concentramento. Per caso, quando ero sotto militare, sono andato a fare un giro a Trieste e ho sentito parlare della gente di queste foibe che nessuno sapeva niente perché libri di testo non se ne parlava, no? E niente, mi sono incuriosito, ma è possibile che dopo una strage di questo genere dell'Olocausto, gente che uccideva altra gente come cani, insomma, una cosa orribile, no? Ma perché si tiene nascosto una certa parte? Noto che io sono proprio fuori da tutti i partiti, non mi piace la politica. Però queste cose mi incuriosito, allora mi sono andato a approfondire ancora di più e ho scoperto, non so, la strada del Prossimus, ho scoperto che libri come La grande bugia di Panza, altri libri così, ma perché tutte questi nascondi? Allora nella coscienza umana, nel genere umano, si nasconde proprio il morbo proprio di essere bestie, perché siamo tutti bestie. Grazie, scusatemi. Grazie a lei, grazie signor Silvio. Roberto Brumat, qui è un problema sostanziale. Io prima ho detto, ma quanto importanti sono questi film? L'importante è che i film raccontino la verità, che i libri raccontino la verità. Invece vediamo che anche dalle telefonate che arrivano ai telespettatori, quello che manca è che è sempre stato, io l'ho detto prima, per carità, i film western, gli indiani i cattivi, no? I bianchi i buoni, però per esempio rispondendo al telespettatore, c'è stato silenzio in Italia perché l'Italia durante la guerra fredda cioè più che l'Italia, durante la guerra fredda la Jugoslavia di Tito, comunista, doveva essere amica, bisognava tenersi amica alla Jugoslavia per evitare che la Russia potesse, così si pensava, il patto atlantico potesse entrare in Italia. E quindi bisognava lasciare da parte un po' tutti questi misteri che non erano tali perché si conoscevano. Un po' come è successo più tardi con i criminali nazisti in Italia che sono stati fatti scappare. Dopo arriviamo anche a questo, arriviamo anche a questo quando parleremo dell'eccidio serbo-croato, vedremo come serbo-ortodosso, scusatemi, ce ne sono da dire non poche. Io direi a questo punto che possiamo fare una pausa pubblicitaria, così possiamo bere un bicchiere d'acqua e quando torniamo parliamo di un altro genocidio che è rimasto nascosto, occultato per tanti anni, e cioè quello ucraino, quello dei contadini ucraini. Qui le dinamiche sono ancora diverse, ma ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.